Sindaci ed operatori turistici del litorale dicono basta essere in balia delle forze della natura, basta gettare migliaia di euro in mare ogni anno per il ripascimento delle spiagge, serve qualcosa di definitivo e questa è la richiesta che porteranno in regione. Trovare delle opere che vanno a regime, che sono delle isole ecologiche, sono dei muri, sono dei pannelli a mare, gli esperti devono dirci cosa serve e la regione con l'aiuto magari dello Stato deve trovarci i fondi. Abbiamo convocato un tavolo di sinergia con l'assessore Finozzi e l'assessore Conte ha messo a disposizione 130.000 euro e d'ora in avanti si studierà un progetto europeo. Mare che si mangia la spiaggia, spadroneggia e la saccheggia, le cause sono da ritrovare in un passato e presente anche di cementificazione selvaggia, dissennato. Finché si consente ai pescherecci di andare con i ramponi sotto riva, finché si consente di distruggere le tegnue, di distruggere le barriere naturali costruite nel corso di millenni dal mare stesso, che consentivano alle onde di infrangersi ben prima della battigia. Intanto l'Unione dei Consorzi di Bonifica fa il punto della situazione in attesa dei bacini di laminazione. Servono altre opere, i consorzi ne avrebbero almeno 500 da finanziare per quasi 1,5 miliardi di euro, ma al momento si deve ancora fare i conti con il rischio. Per le prossime ore è stato decretato un nuovo stato di attenzione. L'obiettivo è quello di avere un quadro della situazione e poter intervenire nei momenti di criticità per garantire al massimo quelle aree urbanizzate, magari allagando magari terreni agricoli che sicuramente possono provocare meno danni nel momento appunto della crisi. Nell'entroterra si stimano i danni all'apertura della stagione estiva slitta di almeno una settimana. Il prossimo anno le previsioni del tempo, il litorale li gestirà in proprio. Giorno per giorno stabiliremo noi le nostre previsioni e quindi speriamo di non sbagliare più.